Buonasera amici di Spazio Napoli, siamo in diretta qui dall'esterno dello stadio San Siro, dove fra meno di un'ora inizierà la sfida tra Milan e Napoli. Affluenza delle grandi occasioni qui allo stadio Meazza, tra tantissimi tifosi del Napoli che occuperanno il secondo e il terzo anello verde della curva opposta a quella rossonera. Qui tra di noi ci sono tanti tifosi azzurri, proveremo a sentirne qualcuno per vedere l'atmosfera di questa partita che è molto importante per il Napoli, perché una vittoria permetterebbe agli uomini di Sarri di continuare la rincorsa al secondo posto della Roma e vuoi mai anche alla Juve al primo posto, impegnata domani comunque in una gara importante come quella contro la Lazio. Sarri che dovrà fare delle scelte importanti in difesa, sappiamo delle indisponibilità di Chiriches e dei problemi avuti in settimana sia dal Biol che da Tonelli. Vedremo il mister azzurro come sceglierà di completare la sua difesa, se sceglierà di affiancare Albiol a Maksimovic oppure di provare la coppia Albiol-Tonelli. In attacco dovrebbe essere confermato il terzetto formato da Callejon, Insigne con Mertens punta centrale. Ma diamo subito la parola ai tantissimi tifosi azzurri presenti qui all'esterno dello stadio San Siro. Salve ragazzi, siamo in diretta su Spazio Napoli. Da dove venite? Stoccarda. Un pronostico per stasera? Un 3-1. Chi segna? Credo il mitico Tris. Credo stasera non c'è 2 senza 3. Grazie. Sei di Castellammare? Di Castellammare, io spero che Donnarumma mi ascolti e mi senta. Devo dare dedicato una maglietta a un caro amico che purtroppo non ha potuto venire. Ma sei tifoso del Napoli ovviamente. risultato finale? 2-1 per il Napoli. Marcatori? E chi lo sa i marcatori suggeriscimi. Noi chiediamo un milanista, i marcatori del probabilmente del Napoli. Farà doppietta Mertens. Quindi sei pessimista? No, Però calcio. esatto, Fantacalcio, sa. Insegna su punizione. Va bene, grazie. Ma mi prego, mi hai preso a fare Ragazzi, da dove venite? A Germania. Dalla Germania? Dove? Napoli Fan Club Germania. Siamo del Napoli Fan Club Germania e questa è una delle nostre prime trasferte nel 2017. Saluti a Napoli, forza Napoli, a Mavenger. Ovviamente non sei tedesco. Sono nato lì, ma nel cuore sono rimasto sempre un napoletano. Un prossimo per stasera? E si deve vincere per lottare almeno per la Champions League. Un risultato